23esima giornata del campionato di eccellenza B. Il Mazzarrone, dopo l'exploit di Milazzo, ospita la Polisportiva Gioiosa. Le formazioni in campo: il Mazzarrone che si schiera con Messineo, Bellomo, Trentacoste, Davic, Giannetto Martino, Tomasello, Carnia, Maltese, Cosendei e Daleo. L'allenatore del signor Salvatore Utro. Risponde la Polisportiva Gioiosa del tecnico Mirko Silvestri, con Paterniti, Di Bella, Pino, Di Maggio, Barez, Touré, Franzino, Ballariano, Bruno, Rezzos e Scafiddi. L'incontro è diretto dal signor Matteo Bevere della sezione di Chivasso, coadiuvato da Antonino Spanò e Armando Rando della sezione di Messina. Con le immagini a cura di Giuseppe Interligi, la prima occasione degli ospiti con la punizione di Bruno. Di Maggio sfiora di testa, pallone che si perde alla destra di Messineo. Ancora la Polisportiva Gioiosa, sempre con il numero 20 Bruno, che si incunea in aria, fa partire un sinistro sul quale Messineo respinge e manda a lato. Ma il Mazzarrone al 18esimo si affaccia in avanti, Bellomo, il cross per Cosendei, il colpo di testa, para agevolmente l'estremo difensore della Gioiosa Paterniti. Ancora il Mazzarrone al 37esimo, Davic per Tomasello che pesca Cosendei tutto solo. Davanti a Paterniti l'attaccante non trova il tap-in vincente per portare avanti il Mazzarrone, ma l'occasione più ghiotta della prima frazione di gioco è ancora del Mazzarrone. Cosendei per Maltese che mette questo pallone dentro, si salva la difesa ospite grazie all'ausilio della traversa e finisce così la prima frazione di gioco con il risultato di Mazzarrone 0, Gioiosa 0. Riprende il gioco nei secondi 45 minuti e al 56esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore del Mazzarrone, contropiede della Gioiosa innescato dal numero 7 Franzino, che pesca il taglio del numero 3 Pino, incrocia di destro e porta in vantaggio la Polisportiva Gioiosa al minuto 56. Mazzarrone 0, Polisportiva Gioiosa 1. Ma il Mazzarrone, dopo appena 30 secondi, trova subito il pari. Maltese, buona la sua giocata, che trova la corrente Cosendei, il destro di Cosendei sotto l'incrocio e batte Paterniti. Mazzarrone 1, Polisportiva Gioiosa 1. Rimonta del Mazzarrone dopo appena un minuto. Mazzarrone che completa la rimonta ribaltando il risultato al minuto 69, calcio di punizione da limite, sul pallone il numero 7 Gabriele Tomasello, il sinistro di Tomasello calcola male la presa Paterniti e Mazzarrone che trova il gol del vantaggio al minuto 69 grazie alla rete di Gabriele Tomasello. Mazzarrone 2, Polisportiva Gioiosa 1 e Mazzarrone che riesce a ribaltare il risultato nei minuti finali. L'arrembaggio della Polisportiva Gioiosa al minuto 93 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, viene a saltare anche Paterniti ma nulla di fatto, e dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara dice che il match è finito. Importantissima vittoria per il Mazzarrone, per la sua classifica. Risultato finale: Mazzarrone 2, Polisportiva Gioiosa 1. Grazie della vostra attenzione e appuntamento al prossimo match.